Professore De Natali, Enrico La Loggia presenterà il suo libro lunedì 27 presso il seminario. Ce ne parli? Il libro ha come titolo Come è andata davvero. Il senatore Enrico La Loggia con questo libro, che è il secondo, il primo è stato Oltre la siepe, ci propone una lettura della vita politica della famiglia La Loggia nel corso di un secolo. Ovviamente con questa lettura il senatore La Loggia ci propone figure prestigiose della sua famiglia come il nonno Enrico, il papà Giuseppe, che sono state figure politiche di rilievo nazionale, regionale e provinciale. Inoltre, in questo testo c'è anche la sua esperienza diretta di vita politica, sia come amministratore presso il comune di Palermo, sia come senatore della Repubblica e come ministro nel governo Berlusconi. Dunque noi abbiamo uno spaccato della storia del Novecento, sia nel periodo che riguarda la Democrazia Cristiana, sia nel periodo che riguarda l'esperienza del senatore La Loggia in Forza Italia. È un libro in cui il senatore La Loggia in modo coraggioso affronta tematiche molto delicate nel Novecento, nel periodo in cui il nonno e soprattutto il papà fu presidente della regione, e affronta un tema, ad esempio, molto delicato che riguarda la crisi del governo La Loggia e che porterà successivamente alla formazione del governo di Milazzo. Notizie interessanti che a noi che ci occupiamo di storia rileviamo, evidenziamo, sono davvero un contributo. Inoltre mi sembra doveroso rilevare che in questo libro il senatore La Loggia, con orgoglio, mettendosi anche in una posizione dialettica nei confronti di Tremonti, riesce a far rispettare lo statuto siciliano e riesce durante il governo La Loggia a far ritornare in Sicilia con una sua legge 3 miliardi di euro. A presentare il libro saranno lunedì pomeriggio in seminario 3 figure prestigiose del panorama politico nazionale, e cioè Lillo Mannino, Lillo Pumilia e Vito Riggio. Dunque un pomeriggio di altissimo livello. Certamente ci sarà l'autore che farà le sue conclusioni.